Buongiorno, benvenuti a questa edizione del TG, vediamo i titoli. L'Etna torna in attività, 2 nuove fratture con colate di lava si sono formate ad alta quota. Dal cratere Voragine la nube vulcanica in direzione sud-ovest ha provocato caduta di cenere a Ragalna e Adrano. A Fontanarossa la rabbia dei viaggiatori, mattinata di passione con i voli sospesi e dirottati per lo più nello scalo palermitano, è una vergogna, dicono. A Messina, nel pomeriggio, i funerali di Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina Pistunina. Lutto cittadino mentre continuano le ricerche degli ultimi 2 dispersi. Caro biglietti per le isole minori, la stangata sui traghetti tocca anche il 118. Dopo gli aumenti annunciati per lunedì, sollevazione da più parti, adesso basta, l'appello della politica. 8 milioni per contrastare l'aumento del costo dei mutui, la giunta regionale ha varato la manovra di variazione di bilancio, 223 milioni in totale per sanità, giovani e caro voli. A Catania maxi sequestro di e-bikes trasformate in veri e propri scooter, operazione in piazza Stesicoro in via Etnea. Fermare la fuga dei cervelli e investire sui talenti è questa la sfida della Scuola Superiore di Catania che offre ai migliori studenti un percorso di alta formazione senza lasciare la Sicilia. Pienone al Teatro Greco di Tindari per il Nabucco di Verdi, gran finale a Taormina con la traduzione nella lingua dei segni. Calcio, domani sera l'esordio del Catania in Coppa Italia, nella rifinitura a Norcia, mister Longo ha approvato l'11 che sfiderà il Vicenza sugli spalti del Menti, previsti 600 tifosi rossazzurri. E come avete sentito dai titoli, l'Etna è tornato in attività, rallenta una nuova frattura con colate di lava, si sono formate ad alta quota nella valle del Bove, dal cratere Voragine, la fontana di lava che adesso si va progressivamente attenuando come la nube vulcanica che ha provocato caduta di cenere a Ragalna e Adrano. All'aeroporto di Catania è stata comunque una mattinata di passione per viaggiatori e turisti. Solo da mezzogiorno sono ripresi gli arrivi sospesi in precedenza, ma gli inevitabili ritardi accumulati e il caos nelle informazioni hanno fatto infuriare i viaggiatori. Da Fontanarossa, Adelaide Barbagallo. C'è un servizio qua a Catania proprio, non è impossibile. Siamo qua dalle 7, siamo qua, bambini che hanno fame, non sanno, manca una bottiglia di acqua. Il nostro volo è stato dirottato da Catania a Palermo, che l'aeroporto di Catania avrebbe organizzato un bus, però non abbiamo trovato nessuno che ci dà spiegazioni. Noi dovevamo andare a Bologna ed è stato posticipato di 12 ore. Caos, incertezze e tantissimo malumore all'aeroporto Fontanarossa di Catania, disagi per chi deve arrivare e anche per chi deve partire tra voli cancellati e dirottati. L'attività dell'Etna ancora una volta impatta sullo scalo catanese. Turisti americani dirottati questa mattina a Roma, altri provenienti da aeroporti italiani hanno fatto scalo a Palermo, voli in partenza sospesi o dirottati e tutto questo in pieno agosto con gravi ripercussioni sul turismo. Tutti seduti per terra, il bagno di là si è anche allagato, quindi c'è un bagno solo, bisogna andare su di sopra. Un disastro. Tutti alla ricerca di pullman, molti non sanno nemmeno di alcuni collegamenti aggiuntivi predisposti da Trenitalia. È stata una mattinata di passione con viaggiatori accampati e disorientati. Solo a mezzogiorno sono state ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo. Ma gli inevitabili ritardi accumulati e il caos nelle informazioni fanno infuriare i viaggiatori lasciati nell'incertezza dalle proprie compagnie aeree. Ci hanno detto di spostare il volo a una data disponibile alla compagnia aerea. Bloccata anche una squadra di beach soccer. Per ora siamo nel buio più assoluto. Ci vorranno delle ore affinché tutto torni regolare. La SAC, la società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. E cambiamo argomento, ci spostiamo a Messina dove oggi alle 16:30 si darà l'ultimo saluto ad Alessandra Frazzica, la 21enne morta nel crollo di Pistunina. Proclamato il lutto cittadino mentre proseguono le ricerche dei 2 dispersi. Roberta Lunghi.
Messina si raccoglie nel dolore, si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alessandra Frazzica, la giovane di 21 anni rimasta vittima del crollo della palazzina di Pistunina avvenuto lo scorso 30 luglio. Oggi proclamato dal sindaco Basile il lutto cittadino, alle 16:30 si osserverà un minuto di silenzio prima dell'inizio dei funerali al Duomo. Il primo cittadino ha disposto la presenza alla celebrazione del gonfalone della città, listato a lutto. Per l'intera giornata saranno esposte a mezz'asta le bandiere a Palazzo Zanca e negli edifici comunali, mentre saranno sospese eventuali manifestazioni pubbliche programmate nella fascia oraria coincidente con lo svolgimento delle esequie. Alessandra era la più giovane tra le 4 vittime accertate della tragedia. Dopo l'autopsia disposta dalla procura, che indaga per disastro e omicidio colposo, la salma è stata restituita ai familiari. Nella giornata di ieri centinaia le persone che hanno reso omaggio durante la camera ardente allestita nella cappella del Policlinico, portando un fiore, stringendosi attorno alla sua famiglia. Alessandra lavorava per sostenersi agli studi. Il sogno di diventare giornalista è stato interrotto da una tragedia che continua a sconvolgere l'intera comunità. Intanto, mentre la città vive il giorno di lutto, non si fermano le operazioni di soccorso. Per l'8° giorno consecutivo i vigili del fuoco, supportati dalle unità cinofile, continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei 2 dispersi, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e il collaboratore domestico Lairu. Saranno i tecnici incaricati dalla procura, già al lavoro, ad aggiungere elementi per avere risposte alle domande sulla tragedia. A Bolognetta, nel Palermitano, un operaio di 52 anni è caduto dall'altezza di 3 metri mentre effettuava lavori di ristrutturazione di un edificio. È ricoverato in prognosi riservata, in corso le indagini dei carabinieri per accertare se siano state violate le norme sulla sicurezza nei cantieri. La CISL e la Filca di Palermo protestano e dicono che il settore delle costruzioni continua a essere tra i più esposti al rischio infortuni e allo stress termico, anche perché le regole non vengono rispettate in tutti i cantieri. E cambiamo argomento. Entreranno in vigore lunedì le nuove tariffe per traghetti e aliscafi dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa. La nuova stangata rischia di incidere perfino sui trasporti dei mezzi del 118. Manlio Viola. Arriva una nuova stangata sull'estate siciliana, sul turismo e persino sui servizi di emergenza e urgenza dell'isola, o forse meglio dire delle isole minori siciliane. Mentre entra in servizio con il suo viaggio inaugurale il primo traghetto pubblico della Sicilia, il Costanza Prima, nuovo di zecca, costruito nei cantieri navali di Palermo e di proprietà della regione, scoppia parallelamente la grana del caro biglietti per le isole minori. Dal lunedì prossimo 10 agosto scatteranno gli aumenti su tutte le tratte dalla Sicilia per le isole e viceversa. A spingere in alto le tariffe è il caro carburanti. Gli aumenti dovevano scattare già a maggio, ma erano stati congelati. Adesso si parla di incrementi del 18% circa. Costi che non riguardano solo i turisti, ma anche i residenti e persino i servizi di emergenza 118. Gli operatori del 118 che operano su turni, infatti, saranno gravati dei costi aggiuntivi ad ogni spostamento venendo dalla terraferma, e in tanti hanno già annunciato la possibilità di rinunciare all'incarico. Senza considerare che va rinnovata anche la convenzione per il trasporto degli stessi mezzi di emergenza, le ambulanze ad esempio. A chiedere un intervento immediato della Regione è la senatrice Daphne Musolino, vice capogruppo al Senato di Italia Viva Casa Riformista, che parla di un colpo di grazia inaccettabile che va fermato immediatamente. Musolino rivolge un appello alla Regione siciliana: chiedo che il Presidente Schifani e l'assessore Arricò intervengano con la massima urgenza per scongiurare questo aumento letale per l'economia e per la tenuta dei soccorsi, dice. E come si paventava nel servizio, un'ambulanza del 118 è rimasta ferma nel cortile dell'ospedale a Lipari per la mancanza di personale soccorritore, ma i soccorritori provenienti dalla terraferma hanno rinunciato al servizio, anche a causa degli elevati costi dei collegamenti marittimi. Per garantire gli interventi in emergenza è stata così utilizzata un'ambulanza dell'ospedale normalmente destinata al trasferimento dei pazienti. Attualmente gli operatori del 118 impegnati nelle Eolie non beneficiano della gratuità del trasporto né delle agevolazioni riservate ai residenti. Per raggiungere l'isola un soccorritore deve sostenere una spesa di circa 50 euro tra andata e ritorno, costo destinato ad aumentare con il previsto rincaro del 18% di cui vi abbiamo detto. Ad Augusta, dopo una lunghissima attesa, a breve partiranno i lavori per il depuratore per le acque reflue. Si metterà fine così agli scarichi in mare che costringono i residenti a percorrere chilometri di strada per poter fare un tuffo. Francesco Aloi.
Io vivo ad Augusta da più di 10 anni, quindi non sono una augustana ad hoc, però apprezzo perché finalmente di questo depuratore ho sentito sempre parlarne. Quantomeno diventerà il mare come una volta. Polemiche su polemiche e un'attesa durata decenni, ma adesso ad Augusta è tutto pronto per il nuovo depuratore delle acque reflue. Da qui a qualche settimana vedremo il cantiere nella nostra città e avrà la città la possibilità di godere del proprio mare. Firmato il contratto con la società che dovrà realizzarlo, si aspetta soltanto il via ai lavori entro settembre, quindi a breve. Così si passa dalla fase progettuale a quella esecutiva. Finita la fase di ingegnerizzazione che già è partita, inizieranno altre tipologie di problemi perché sono una serie di lavori molto invasivi, dobbiamo costruire tutta la condotta fognaria, ma ad averceli questi problemi. Un'infrastruttura strategica finanziata con quasi 70 milioni di euro di fondi pubblici che avrà ricadute sulla qualità del mare e quindi anche sul turismo. Come hanno scritto in una nota il sindaco di Mare e il commissario straordinario unico per la depurazione Fatuzzo, è una risposta concreta a una delle criticità storiche che la città attendeva da troppo tempo. A Palermo un comando armato e con il volto coperto da caschi ha fatto irruzione in un centro Sisal facendosi consegnare i circa 5.000 euro che erano in una cassaforte per poi fuggire. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E rimaniamo a Palermo perché la Giunta regionale ha varato la manovra di variazioni di bilancio, 223 milioni in totale per sanità giovani, caro voli e caro mutui. Manlio Viola. Lo hanno chiamato disegno di legge di coesione e crescita, vale 223 milioni di euro e di fatto sono le variazioni di bilancio che la Giunta Schifani propone al Parlamento regionale. Nella norma approvata ieri sera proprio dalla Giunta ci sono misure in favore dei giovani, delle famiglie, delle imprese e investimenti nella sanità per ridurre le liste d'attesa, ma anche fondi per pulire i bordi delle autostrade e prevenire gli incendi e per garantire la manutenzione di dighe e fiumi. In totale 10 milioni per i contributi contro il caro mutui per le imprese, mentre altri 9 sono mutui agevolati per i giovani meno di 35 anni con un ISEE inferiore a 35.000 euro. Ancora 9 milioni per i contributi sugli interessi ai siciliani che usano il credito al consumo. Nella sanità ci sono 3 milioni per il contrasto alle liste d'attesa e 15 per coprire gli aumenti delle prestazioni sanitarie specialistiche, ma anche 27 milioni destinati all'edilizia sanitaria e fra questi i fondi per il nuovo ospedale di Gela. Ancora 8 milioni contro il caro affitti, altri 6 contro il caro voli, 10 milioni aggiuntivi per il fondo per la disabilità, 5 per la creazione di mense scolastiche, ma anche fondi per la manutenzione delle dighe e contro l'emergenza idrica e infine i soldi per aumentare gli stipendi agli ex precari oggi stabilizzati. Pareri contrastanti sulla manovra da maggioranza e opposizione. Il prossimo passaggio sarà in commissione ormai a settembre, ma per la CGIL si tratta del solito mercato delle mance e non c'è nulla per le vere emergenze della Sicilia. A Catania, violenza in centro nella notte, una coppia di turisti polacchi è stata presa di mira da 2 rapinatori in scooter. Al loro rifiuto di consegnare gli oggetti di valore, i banditi sono fuggiti esplodendo colpi di pistola in aria. Poche ore prima, in via Etnea, un passante minacciato con un coltello è stato rapinato dello smartphone. Decisivo l'intervento della polizia che ha arrestato i 2 responsabili subito dopo la fuga. E rimaniamo a Catania dove c'è stato un maxi sequestro di e-bike trasformate in scooter. Operazione in piazza Stesicore in via Etnea per arginare il fenomeno delle bici a pedalata assistita che scorrazzano nelle aree pedonali. Torino De Mana. Stesso posto, piazza Stesicoro e stessa operazione. A Catania prosegue il blitz della Polizia Municipale contro i possessori di bici a pedalata assistita modificate e trasformate in veri e propri scooter che il più delle volte scorrazzano in via Etnea mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Non a caso l'operazione, coordinata dal dirigente della sezione operativa Stefano Blasco, si è concentrata nella centralissima via Etnea con squadre di motociclisti pronte ad intercettare i trasgressori per poi scortarli fino al posto di controllo nell'area
nell'area antistante l'anfiteatro romano. Viaggio finito e mezzi posizionati uno accanto all'altro sul furgone con destinazione deposito alla zona industriale. Contestato l'articolo 97 del codice della strada per la circolazione con velocipede a pedalata assistita, che deve essere considerato ciclomotore senza certificato di circolazione. Sul carro attrezzi per il sequestro finalizzato alla confisca sono state caricate una decina di e-bike truccate. Nel corso dell'operazione sono stati elevati numerosi verbali per il mancato utilizzo del casco, mentre diversi possessori di mezzi a due ruote non erano in regola con la copertura assicurativa o la revisione. Sequestrati anche 2 scooter privi di targa. E ancora a Catania c'è stupore e indignazione per la scomparsa della targa nella piazza intitolata ai caduti dei Vigili del Fuoco. Nello slargo tra le vie Playa e delle Ondine, come vedete, resta solo il supporto senza la lastra di marmo. Profondo rammarico è stato espresso dal consigliere di municipalità Giuseppe Buglio e da Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi, secondo cui l'atto di vandalismo offende la memoria dei Vigili del Fuoco morti sul lavoro. La targa era stata collocata appena 2 mesi fa. E allora ancora a Catania, fermare la fuga dei cervelli e investire sui talenti. E questa è la sfida della Scuola Superiore di Catania, che offre ai migliori studenti un percorso di alta formazione senza lasciare la Sicilia. Roberta Lunghi. Per molti giovani siciliani per anni eccellenza e futuro hanno significato partire. Oggi la sfida è cambiare narrazione. La Scuola Superiore di Catania è la risposta. Gli studenti di Unicit hanno una straordinaria opportunità di risiedere nel collegio di Villa San Saverio, di svolgere attività complementari ai corsi di laurea, quindi laboratori, seminari, una mobilità e anche la ricerca in istituzioni altre, sia italiane che estere. Il diploma equivale a un master di secondo livello, ma con il vantaggio di un risparmio dei tempi di conseguimento, binari paralleli dunque tra Unicit e la scuola superiore. Ma quali sono i numeri? Ogni anno il concorso seleziona 20 studenti meritevoli attraverso delle prove con una commissione esterna all'Università di Catania, proprio per garantire l'imparzialità e la trasparenza. Il 15 e 16 settembre le date del concorso nazionale, che si terrà al Polo Didattico di Giurisprudenza di Via Rocca Romana. E il bando è rivolto a tutti gli studenti, a prescindere dal voto della maturità. Una realtà che non si misura soltanto nei numeri. Restare e dunque accedere a una formazione di eccellenza non vuol dire però trattenere, ma al contrario offrire gli strumenti per un confronto internazionale, partendo da Catania. Non direi che c'è una contrapposizione tra restare e andare via, ma appunto la Scuola Superiore di Catania coniuga le due cose in maniera direi eccellente e perfetta, perché i nostri studenti possono ambire alle migliori carriere sia in Italia che all'estero. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo con la pagina degli spettacoli. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha istruito tutte le istanze presentate per beneficiare delle assunzioni riservate agli orfani delle vittime di femminicidio e alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso. Viene data così attuazione all'articolo 118 della legge regionale numero 3 del 2024. Ad oggi sono 8 i nulla osta rilasciati per l'assunzione all'interno dell'amministrazione regionale. Nello specifico 6 riguardano orfani delle vittime di femminicidio e 2 donne che hanno subito lo sfregio permanente del viso. Adesso parliamo di spettacolo. Ogni spunto è buono a Roberto Lipari per far ridere e riflettere. Sul palco di Marina di Modica, in scena con l'ultimo spettacolo, dove racconta se stesso e il nostro tempo. Veronica Barbarino. Ma perché l'ultimo spettacolo? Perché già a 35 anni devi annunciare il ritiro dalle scene? E se davvero fosse l'ultimo spettacolo? A Marina di Modica, per la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi, Roberto Lipari ha portato in scena il suo monologo e, come sempre accade con il comico siciliano, ogni spunto è buono per ridere del tempo in cui viviamo. Diventare ricco. Ora, tu lavori in un call center. Se sapevi
come se diventava ricco. Diceva a me, giusto? Uno show personale surreale nel quale comicità, riflessione e racconti di vita vissuta si intrecciano per divertire e far pensare. No, io faccio come i Pooh, cioè annuncio sempre che la fine, però la fine non arriva mai, così quando farò veramente l'ultimo spettacolo dice mi è venuto bene e che ho fatto le prove generali. E infatti sappiamo che ne stai preparando un altro. Sto preparando un altro, sì, si chiama Ci ho ripensato. Dopo l'ultimo spettacolo ci ho ripensato, è giusto. Confermando la voglia di continuare a raccontare il presente con la sua inconfondibile ironia, Lipari è già al lavoro quindi su nuovi progetti, ma nel frattempo fino a gennaio continuerà a portare il suo spettacolo in tournée, con date in Sicilia e nel resto d'Italia. In Sicilia sarò adesso a Castellammare del Golfo l'11 di agosto, il 12 invece a Fiera di Pollina e poi c'è la chiusura che è il 9 settembre al Teatro Greco di Taormina. Non è ancora tempo di saluti quindi, ma di continuare a ritrovarsi, a ridere insieme. Pienone al Teatro Greco di Tindari per il monumentale Nabucco di Giuseppe Verdi, gran finale a Taormina con la traduzione nella lingua dei segni. Eva Spampinato. Il teatro è pieno, quando parte il Va Pensiero, il pubblico interrompe la scena con un applauso che dura diversi minuti. A Tindari il Nabucco conquista il tutto esaurito e chiude tra le ovazioni una delle serate più seguite dell'estate. Sul palco la regia di Salvo Dolce, il coro lirico siciliano e un cast internazionale riportano Verdi nel Teatro Greco, dove la forza dell'opera dialoga con uno dei luoghi simbolo della Sicilia. La produzione, inserita nella rassegna Il sorriso degli dei e realizzata con il Parco archeologico di Tindari, guarda già all'ultimo appuntamento del tour. Stasera il sipario si alzerà al Teatro Antico di Taormina e sarà una prima anche sul piano dell'inclusione. Il Nabucco verrà tradotto in diretta nella lingua dei segni italiana per permettere anche al pubblico non udente di seguire lo spettacolo, perché la grande musica parla a tutti, anche con le mani. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Calcio, domani sera l'esordio del Catania in Coppa Italia nella rifinitura a Norcia. Mister Longo ha approvato l'11 che sfiderà il Vicenza sugli spalti del Menti, previsti 600 tifosi rossazzurri. Tonino De Mana. Seduta mattutina e di rifinitura, quindi prevalentemente tattica per il Catania, che viaggia alla volta di Vicenza, dove domani sera, calcio d'inizio alle 20, affronterà i Veneti, neopromossi in Serie B, per il primo turno preliminare di Coppa Italia. D'ora in poi si farà sul serio. Al Menti è in palio la qualificazione in una sfida che presenta molte insidie, in primis per l'avversario di categoria superiore e poi per il fattore campo, anche se sugli spalti è annunciata la presenza di 600 cuori rossazzurri fidelizzati e non residenti a Catania. Nel corso dell'ultima seduta in terra umbra, dopo la gara è previsto il rientro in sede, Longo ha approvato l'11 anti-Vicenza partendo da una certezza, ovvero la difesa a 4. 3 invece i centrocampisti ed altrettanti gli attaccanti, 2 esterni ed un riferimento centrale. L'alternativa è come sempre il collaudato 4-2-3-1. Per Vicenza, Gherardi ed Allegretto dovrebbero agire al centro della difesa, sicuro Corbari che può dare molto in un centrocampo a 3. In avanti, probabile l'impiego in avvio di Lunetta e Cicerelli. Tra i disponibili per il match di Vicenza figura anche il neoacquisto Perrotta, che ha firmato un anno di contratto più l'opzione per il secondo. A proposito di mercato, il Catania e la Cremonese stanno discutendo di un eventuale passaggio in rossazzurro del Jolly Rocchetti. In uscita si cerca una soluzione e soprattutto una collocazione per Di Noia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.